deciso di deviare sul punto perché noi vogliamo alzare la voce, noi vogliamo che ci ascoltino, e se noi siamo stati alle loro regole facendo la prima manifestazione, però se loro non ci ascoltano, se loro comunque continuano a farsi affari loro, non si potrà mai avere un cambiamento vero, non si riusciranno mai a mettere in pratica tutte quelle azioni che possono andare a limitare l'inquinamento globale. Studenti scatenati oggi a Treviso. Per diversi minuti verso le 9 hanno invaso il PUT, bloccando il traffico e creando non pochi disagi ai cittadini. Ma ci sono state incursioni anche nelle scuole lungo il percorso della manifestazione, che i ragazzi hanno cambiato volutamente all'ultimo momento, senza avvertire le forze dell'ordine che li stavano seguendo. Una vera e propria sfida alla città e alle istituzioni. Noi abbiamo voluto creare questo disagio apposta perché questo non è un problema che può andare in sordina, non è che la gente se non vuole venire a manifestazione non gli riguarda il riscaldamento globale, essendo comunque un problema che riguarda tutti quanti, che non ha parti, tutti devono fermarsi, devono essere attenti a questa cosa. Toni che continueranno ad alzarsi già da venerdì prossimo. Fino alla fine della scuola scenderemo in piazza tutti i venerdì e continueremo a portare comunque il nostro messaggio nelle piazze.